Allora io me lo sono scritte, le cose da dire. Sono scritte perché ho difficoltà. Allora, quello che dico ovviamente a livello personale non fa parte del corso, quindi se qualcuno vuole andare a fare un giro, di tornare con 15 minuti va bene lo stesso, quindi non è obbligato a stare qui. Allora, che cosa dire di valido alla fine di 2 corsi? Alla fine di questo tratto di strada che più o meno volontariamente abbiamo percorso assieme, più o meno volontariamente, perché siete stati mandati qui non per scelta vostra, no, la cosa è capitata, siete cambiati con me come potevate capitare con un altro. Come dire parole che valgono per tutti. Non voglio dire parole soltanto che valgono per alcuni. Per fortuna qui non vedo delle persone, forse delle persone anche che hanno una posizione di vita diversa dalla mia, una religione diversa dalla mia, per queste parole che dico dovrebbero valere anche per loro, perché il mio tentativo è dire parole che valgono per tutti. Ma qualcosa occorre dire, perché io ho scritto, vi dico quello che ho scritto, Se un adulto non ha niente da dire a un giovane, non ha parole da dire a un giovane, io ho scritto è meglio che si spari. Un adulto deve dire qualcosa. Questo perché? Perché io parto da una concezione di giovinezza come del tempo caratterizzato da desideri, da idealità e soprattutto dal bisogno di un significato, di sapere verso cosa impegnarsi e per quali motivi, soprattutto per persone che fanno l'università, perché se uno affronta l'università, affronta questa fatica, magari viene da fuori sede, i genitori pagano dei soldi, un'aspettativa ce l'ha, ha una speranza che attraverso questo cammino la vita assume un aspetto migliore, più facile, più vero, se non più facile, più vero, che ci sia una realizzazione. E credo però che non sia scontato che questa dimensione della giovinezza, essere protesi, cioè verso una realizzazione di sé, non è scontato che questo sia di tutti, a parere mio. Credo che la principale differenza che purtroppo c'è tra i giovani non sia tra chi sbaglia e chi non sbaglia, che sbagliamo tutti, ma chi è alla ricerca di un significato, chi ha un atteggiamento, cioè che è alla ricerca di un significato per la propria vita, e chi, deluso, pensa che questo significato non esista. Per chi ha un atteggiamento attivo e curioso, e chi invece ha un atteggiamento rinunciatario, che può variare da avere interessi esclusivamente centrati su se stessi, fino a non avere alcun interesse. Purtroppo ci sono dei giovani, spero che non sia nessuno di voi che rientri in questa casistica, dei giovani che non dimostrano alcun interesse per quello che si fa o per la vita. Il rapporto con le ragazze, con l'altro sesso, che sono uno strumento, per bene che vada, se interessa, ma anche quello del volte viene meno. Per avere un interesse strumentale, e quando manca un interesse, un'aspettativa dalla vita, si può arrivare fino a
quella forma di suicidio che è l'uso delle droghe. L'uso delle droghe, a parere mio, nasce, cosa dici Colassi? Nasce da uno che non crede, non ha un'aspettativa. Invece che quando uno ha un'aspettativa si sta attento a non rovinare la propria intelligenza, perché come sapete gli stupefacenti distruggono delle cellule del cervello che non si ricostruiscono più, quindi se uno si mette su questa strada vuol dire che rinuncia a delle sue potenzialità. Davanti a questa domanda di significato, davanti a chi è purtroppo qualche volta in bilico, un adulto ha una responsabilità. Io ho una responsabilità davanti alla posizione che voi potete prendere nei confronti della vita. Questa responsabilità, per fortuna, non è tanto nelle parole che uno dice, abbiate pazienza, adesso dico delle parole, ma queste parole dico alla fine, forse non sarebbe neanche necessario dirle, ma una volta possono essere dette. Questa responsabilità, per fortuna, non è tanto nelle parole che uno dice, ma è nel fatto se l'adulto vive lui un significato, se lui crede nella vita. Solo vivendo un significato si può comunicare ad un giovane che un significato esiste. Se uno non crede, ha un bel dire, la vita è importante, ma se lui non ci crede, le cose che uno dice non valgono niente. Ma allora la domanda investe la mia vita personale. Cosa conta per me nella mia vita? Facendo un bilancio, quasi alla soglia della pensione, devo dire che le cose non sono andate e non vanno come uno immediatamente avrebbe voluto. Quindi c'è un tentativo, c'è una tendenza anche alla delusione. Allora la vita è una spiga, scusate la parola, ma se le cose non vanno come uno immediatamente desidera, com'è la vita? È una sfortuna? Ma se penso così, che la vita non vale, perché uno non realizza, non ha realizzato quello che magari non si aspettava, che cosa sto a fare qui? È meglio che smetta subito, oppure ci può essere qualcosa di più importante, oppure c'è qualcosa di più importante che va al di là delle nostre immagini di successo,